La calce è un materiale antico, ecologico, rinnovabile e resistente, le cui origini si perdono nell'antichità. La tradizione millenaria della calce rappresenta un viaggio straordinario, le cui radici affondano già presso le antiche civiltà dell'Asia Minore. I ciottoli venivano cotti col fuoco, spenti con l'acqua e fatti stagionare, dando vita a una pasta densa e malleabile chiamata grassello di calce. L'arte dello stucco a calce vedrà il massimo splendore nel Rinascimento, grazie all'architetto veneto Andrea Palladio, che perfezionerà le antiche tecniche. Lo stucco, lavorato ad imitazione del marmo, venne utilizzato per nobilitare edifici pubblici e privati, tuttora universalmente ammirati. La calce, seguendo la tradizione palladiana, continua ad essere ancora oggi il materiale primario per il restauro e la conservazione. Il grassello di calce ha origine da ciottoli ricchi di carbonato di calcio, che, prima di essere cotti, devono essere opportunamente lavati. Vengono poi caricati nelle fornaci che, come nell'antichità, impiegano il legno come unico combustibile. Non un solo albero è stato abbattuto. Con un impegnativo lavoro di prelievo degli scarti di lavorazione delle falegnamerie, vengono acquisiti e trasformati in polvere di legno i quantitativi necessari. La polvere viene insufflata nel forno, che brucia senza utilizzare gas, petrolio, carbone o energia elettrica. Nel processo di cottura si integrano tradizione e innovazione. Un sistema di controllo automatico sovrintende tutte le fasi di lavorazione. La combustione viene costantemente monitorata e i più avanzati sistemi di filtraggio abbattono le emissioni in atmosfera. I ciottoli, sfaldati dalla cottura in un processo a ciclo continuo che dura circa una settimana, sono ora calce viva. Vengono quindi immersi in acqua, che ne provoca la disgregazione, e li trasforma in un liquido denso e cremoso, detto grassello o calce spenta. Questo, prima di essere immesso nelle vasche di stagionatura, viene filtrato per scartare le parti non cotte, che altrimenti pregiudicherebbero la qualità del prodotto. Nelle vasche, quasi come un buon vino, il grassello di calce deve riposare per almeno 6 mesi. È il tempo minimo perché il materiale si organizzi nella sua struttura. È stato un lungo percorso, ma è soltanto l'inizio. Il grassello stagionato è ora equilibrato, di consistenza pastosa e di qualità superiore. Prima di entrare nei cicli produttivi, verrà sottoposto ad un'ulteriore microfiltratura che lo priverà di ogni impurità. Il reparto ricerca e sviluppo è alla base dell'eccellenza della nostra produzione. Un continuo ed accurato controllo da parte dei nostri tecnici assicura che il prodotto sia messo nel mercato secondo gli standard qualitativi più elevati. Coverit, nel corso degli anni, si è specializzata nella produzione di finiture di pregio a base di grassello di calce a lunga stagionatura. Seguendo la centenaria tradizione di Andrea Palladio, realizza i suoi prodotti in impianti all'avanguardia, con l'utilizzo di materie prime certificate e trattate nel pieno rispetto dell'ambiente. Oggi Coverit esporta i suoi stucchi e marmorini in 5 continenti e rappresenta un punto di riferimento del settore. Finiture di pregio, con materiali di nostra produzione, decorano ambienti in tutto il mondo. Dal Palazzo del Cremlino alla sede del New York Times a Manhattan, da celebri musei ai fashion store delle migliori griffe internazionali, da prestigiosi hotel a residenze private. È in questi luoghi che oggi abita l'intramontabile fascino della calce.